prestazioni con all'esterno la progressione di Fantastic Day che prova a tracciare le mosse per quell'arco full power che si porta sul battistrada, i due che iniziano la prima curva verso l'esterno. Fievel Facibello guarda anche all'esterno di tutti i Fantastic Day che cambia marcia e si presenta con una progressione disarmante e soprattutto imparabile per tutti. Scappa via Fantastic Day di Raubetti per campo e la precedere Fievel. Eccoci qua con Andrea Deglias, un altro successo per Fantastic Day, il giorno fantastico. Ciao Bruno, sì dai, ci abbiamo fatto un'annata molto bella, ci mancava giusto la ciliegina dell'ultima giornata. Si meritava di vincere un gran premio. Sì dai, a parte non è il primo che ha vinto, no? Sì, ha vinto di nuovo. Però se la meritava tutta, dai. Senti, corsa d'attesa come al solito, poi cambio di marcia devastante che ha piegato tutto e tutti. Sì, diciamo che alla parte di là c'è stato un bel ritmo. E a metà di là ero un po' in difficoltà, però poi ha tirato fuori le gambe, il motore l'ho risolto abbastanza facile. Una gran cavallo. Sì, sì. Meglio lei o Carmelini? Per ora Carmelino, vediamo tra 2 o 3 anni. Saranno rivale l'anno prossimo. Può essere, sì. Complimenti. Grazie. Gianni Ruzzu, preparatore di Fantastic Day, ci chiede un'annata fantastica. Sì, molto fantastica, sì. Bene, non abbiamo nulla da dire, siamo andati bene, soddisfatto. Senti, una cavalla che sin dalle prime corse, le prime due che aveva vinto, aveva dimostrato di avere qualità e classe, poi una leggera flessione forse il giorno dell'internazionale, poi di nuovo la ripresa a settembre, una marcia impeccabile. Sì, ha sbagliato solo una corsa, poi abbiamo fatto corse mirate, e bene o male è sempre lì, dai. A proposito di corse mirate, forse avete una fesseria perché c'è Livorno, può essere l'ultima tappa quella per questa cavalla. L'idea c'era, sì, speriamo, se va tutto per il verso giusto, sì. Ascolta, ti faccio un'ultima domanda, intanto facciamo i complimenti all'allevatore, il proprietario Giuseppe Emilia, l'ho fatta da Andrea, l'anno prossimo saranno rivali, compagni di scuderia, Carmelino e Fantastic Day, la vedi su quella strada questa cavalla? Sì, è una cavalla importante, sì, non ha tanto fisico, però è una cavalla da corsa, sì. Poi poco sfruttata, perché no, sì. Le vedremo assieme, sarà bello vederle assieme. Complimenti Gianni per l'annata, io ti faccio in bocca al lupo se sarà a Livorno, altrimenti bravi per tutto quello che avete fatto. Trippi e grazie. Proprietario del cavallo vincitore Fantastic Day, il signor Antonio Giuseppe Emilia, va la targa offerta dalla società Prometeo SRL. Premia il dottor Alessandro Becco, amministratore unico Prometeo, ritira il signor Corcu in rappresentanza del signor Antonio Giuseppe Emilia.